Ma salve! Oggi sono stata a prendere le targhe della macchina, le targhe nuove, ho una targa fighissima. Ecco, avevo detto che mi era passata l'allergia, ebbene ce l'ho da... oggi è il giorno peggiore, ce l'ho già ormai da 2 giorni, 2 o 3 giorni. Cioè, io ho detto mi è passata l'allergia, finalmente sto bene. Ecco qua, c'è di nuovo. E sapete che cosa è stato a farmi reazione? Il cacao. Il cacao, ho mangiato una briciola di cioccolato fondente, ma briciola piccola. Da quel giorno ho iniziato ad avere un po' di prurito agli occhi, ho detto vabbè, sarà qualcosa nell'aria. Poi il giorno dopo ho iniziato ad avere prurito, poi ho mangiato un budino alla cioccolata, quello della Degusta Box, che non so se avete già visto il video, e alla soia, gusto cacao, dell'Alpro, quindi di una buona marca, quindi dovrebbe essere un buon cioccolato, e ho iniziato ad avere proprio prurito agli occhi forte. Oggi ho rimangiato quel budino per colazione e il risultato è la reazione allergica sugli occhi, però a me fa reazione sugli occhi, quindi ecco, quindi il cacao sto andando a esclusione per non fare i test che costano troppo. Vado a esclusione, mangio qualcosa, se vedo che mi dà reazione la elimino. Mi prendo sempre la sciarpa perché ieri non riuscivo neanche a muovermi, cervicale. Sono qui al sole oggi, è bellissimo, è caldissimo, cioè sotto il sole sono esattamente 39 gradi. Cioè mi fa strano dire 39 gradi, comunque sotto al sole, riparati, è caldissimo. Cioè devo ancora accendere il fuoco addirittura perché fa caldo e qui in casa sono 20 gradi ed era un po' che non c'erano 20 gradi in casa senza fuoco. Ho appena visto il video di Kika73 di Erika e sì, cioè io ho aperto YouTube, ho visto il suo video e me lo sono subito guardato perché non lo so, mi fa tanta compagnia e, e comunque sì, è di compagnia, poi mi fa ridere, mi piace come si pone al pubblico di YouTube. E secondo me sì, Erika, sicuramente tu guarderai questo video, hai fatto bene a staccare. Io te l'ho detto anche quando mi hai mandato il messaggio in privato, secondo me hai fatto bene, cioè nel senso, anche a me, anch'io ho avuto bisogno di staccare con i weekly, per esempio, perché io non stavo più bene. Quando diventa obbligo non va più bene, quando tu hai tutto il giorno il pensiero devo fare quel video, devo fare quello, voglio fare quell'altro, non va più bene perché comunque al di fuori dei video di YouTube c'è una vita e tu non puoi mettere in primo piano nella tua vita YouTube. No, non è così che funziona e quindi hai fatto bene a prenderti la pausa. E basta, adesso, dette queste poche parole, ah, è la mia roba. Dette queste parole, Panna è qui al sole sul mio cuscino. Era un bel po' che non veniva qui a dormire, ma adesso c'è caldo, e caldo insomma, relativamente, e se ne sta bella appollaiata lì, visto che c'è il sole. E c'è stato il terremoto, ecco, ieri c'è stato il terremoto, quindi capite anche quando sto registrando. E per fortuna non ci sono stati morti, cioè veramente per fortuna tutti dopo la prima scossa sono andati fuori, che già la prima è stata forte, la seconda 5.9, insomma, e non penso sia stato piacevole, non credo proprio, io avrei avuto una paura di quelle, cioè io sarei con le gambe tipo che fanno Giacomo Giacomo, avete presenti, che tremano, no, io sarei stata veramente molto impaurita, non so se sarei riuscita a dormire in casa dopo, veramente, ci rido ma lo so che non è una bella cosa. Io qui ho la frana, ad esempio, sopra casa e chi non ha mai visto i miei video magari non lo sa neanche, comunque sì, c'è la frana qui, ad esempio. Quindi ogni estate, quando fai i temporali, c'è il pensiero che possa succedere qualcosa, insomma. Quindi, però penso che il terremoto sia ancora peggiore, perché una frana è diversa. Un terremoto io l'ho sentito diverse volte qui, qua si sente molto bene quando c'è in Friuli, però l'ho sentito una volta un po' di anni fa molto bene e abitavo ancora su con i miei e ero sul divano
Ma è proprio tremata la casa, ma forte, cioè l'ho sentito bene. Un'altra volta ero più piccola, ero in poggiolo su a casa, nel mio poggiolo di camera, cioè, è proprio tremato tutto. E io, cioè, non mi ero resa conto che era il terremoto. E ho detto a mio zio: Hai finito di muovere il poggiolo? Ma il poggiolo di casa è di cemento, per cui non si muove, no? Ma io non avevo fatto il ragionamento che poteva essere il terremoto quella volta lì. Però cioè, mi è preso. Sì, ho avuto paura, ma è un momento, cioè è stata veloce come scossa, qualche secondo. Oggi sarebbe stata una giornata da passeggiata, però io devo stare qui, devo fare fuoco. Ciao. Ciao. Buongiorno, oggi è sabato e sta migliorando l'occhio. Ho eliminato la cioccolata. Ovviamente ci vuole un po' prima che il corpo si depuri dalla cioccolata, si elimini la cioccolata. E infatti sto migliorando. Poi non parlo troppo presto, è meglio che non parlo troppo presto come l'altra volta. Sto scaldando l'acqua nel microonde per farmi un po' di tè. Ieri sera ho fatto anche i biscotti vegani, niente di che, e li ho fatti a forma di orsetto. Ve li faccio vedere, ma non so se si vedrà. Sì, si vedono. Ecco, ho fatto giusto un po' di biscottini. Questa maglia che ho addosso è vecchia, ma vecchia. Infatti le maniche sono un po' corte. No, però se sto giù sono giuste. Insomma, questa qui è veramente alla sua età. Più di 10 anni ha questa maglia. E ancora che gira, non la butto perché ci sono affezionata. E poi tiene caldo e poi la uso ancora, quindi. Qua in casa sono diminuita a 18 gradi. Tornata dalla spesa con mia mamma, siamo andate via tardissimo, a mezzogiorno. Quindi abbastanza tardi. Sì, era più o meno mezzogiorno. E io ho fatto una spesa veramente minima. Devo compilare, non vi ho detto, devo compilare il modulo, l'F24, per pagare il canone. E penso che basti mettere, perché sono andata sul sito dell'Agenzia delle Entrate e in teoria basta solo mettere il codice, quello che c'è da mettere, insomma. Sto per fare una lavatrice, perché devo fare anche una lavatrice, di nuovo, oltre a quella già stesa. Buongiorno, oggi è domenica, sì, il giorno dopo di ieri, domenica. Ah, guardate, stanno andando in bicicletta tutti insieme, qui. Sì, oggi è una bella giornata, come si può vedere, è tutto bello. Cioè, c'erano più nuvole prima e adesso se ne sono andate. I gatti hanno mangiato, sono ancora qua sotto che aspettano qualcosa. No, ho già dato tutti da mangiare. Le due gatte qua in casa, Stella sta giocando e quell'altra invece è di qua sulla finestra. Sì, è di qua sulla finestra. Ve la faccio vedere. E Nani! Virgola. Vai. Sì. Sì, amore. Vai. Sì. Eh. Sì. Anthony. Dimmi. Anthony. Virgola. Virgola.
me, cosa c'è? Virgola. Quindi io mi sorseggio il caffè latte, anche se ho già fatto colazione. No, vi dico questa, siccome è cambiata l'ora, ero convinta fosse mezzogiorno prima, perché l'orologio segna mezzogiorno e suonavano le campane, ma non erano le campane del mezzogiorno, erano le campane della messa. Ecco, io ero convinta fosse mezzogiorno, ho detto guarda che tardi che è mezzogiorno già. E stamattina la stessa cosa, ho detto guarda che tardi, sono già le 11 e invece erano le 10. Ecco, quindi ecco, ho saputo del terremoto anche oggi, più forte ancora la scossa, e io non l'ho sentita, ero sveglia perché mi ero appena svegliata. Probabilmente forse l'ho sentita perché mi sono svegliata a quell'ora, ma non, cioè, io non mi sono resa conto, magari l'ho anche sentita e mi sono svegliata per quello. Comunque, fortunatamente, tutti erano già stati evacuati, a quanto so, quindi per fortuna non è successo niente. Però certo è che quei paesi là non potranno più essere abitabili perché, secondo me, non potranno essere abitabili, è impossibile. Cioè, non si può ricostruire su un posto dove c'è pericolo terremoto, a meno che non ricostruisci proprio veramente a norma e antisismica, però non credo che, boh, non lo so. Comunque ho saputo del terremoto perché ho letto su Facebook e casualmente mi ero svegliata proprio a quell'ora. E basta. Però qui non si sente in Cadore il terremoto perché ci sono le montagne, secondo me proteggono parecchio da queste cose. Quindi, cioè, siamo in una valle, quindi non si sentono, è protetta, diciamo. Si sente quello del Friuli, se c'è e basta, insomma. Quindi, niente, spero che stiate tutti bene. Se ci sono persone che mi seguono da quelle zone, spero che voi stiate bene. Lo so che comunque perdere magari la casa può essere... può dispiacere. Dispiacere è dire poco, però tenete conto che non avete perso familiari, non avete perso nessuno e già quello è una fortuna, perché l'altra volta ad agosto sono morte parecchie persone. Vi auguro un buon inizio di settimana, visto che non so quando andrà online questo vlog. Lo metto a caricare adesso che è mezzogiorno, quindi andrà online penso stanotte, tra domenica e lunedì praticamente. Quindi niente, vi faccio vedere la targa nuova della mia macchina e poi niente, ci vediamo la prossima settimana se faccio il vlog. Se non faccio il vlog non ci vediamo, ma ci vediamo negli altri video, quindi insomma dai, vi tengo sempre aggiornati un pochino. E adesso sì, c'è l'orario della macchina sbagliato, segna l'una. No, è mezzogiorno. 21 gradi ci sono, quindi veramente una temperatura primaverile oggi. Vi ringrazio tutti che mi seguite sempre, grazie veramente tanto. E basta, non mi dilungo. Ciao!